Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in diretta, in onda, per informarvi di quello che sta accadendo in Veneto. Sono 2 giorni molto importanti perché oggi finisce, fatecelo dire, un'era, domani ne comincia un'altra che durerà, speriamo, meno possibile, che durerà davvero poco. C'è chi ha posto come punto di caduta fine dell'anno o poco più in là, insomma, e il Green Pass cambia tutto. Si parla di Green Pass in azienda, assalti letteralmente alle farmacie per i tamponi, assalti alle ULS per i tamponi, per chi ha bisogno del tampone per andare a lavorare, richieste per i vaccini tantissime, resta uno zoccolo duro di persone che per scelta o per necessità, ovviamente, perché ci sono anche persone che non possono vaccinarsi, hanno deciso di non aderire alla campagna vaccinale. Quindi 2 giorni di grandi e importanti notizie. C'è sempre la cronaca, ovviamente, c'è sempre l'attualità qui nel nostro Focus TG in onda fino alle 13:30. Parliamo di tutto questo e molto altro ancora, ma cominciamo immediatamente il giro dei collegamenti con Vicenza, dove c'è Gabriella Basso, che vediamo ben posizionata nel corso, in un corso che anche oggi vediamo decisamente affollato. Quindi Gabriella, che cosa succede a Vicenza oggi? Buongiorno. Buongiorno a te Ferdinando e telespettatori di Rete Veneto. Oggi è giovedì, è giorno di mercato qui a Vicenza, quindi c'è parecchio movimento in città. Siamo in corso Palladio. Parlavi di Green Pass perché, come dicevi giustamente, è proprio il conto alla rovescia. Oggi, domani scatta l'obbligo nei posti di lavoro. Abbiamo un po' tassato il terreno tra i vari locali, attività economiche del centro e ovviamente tutte si sono adeguate, anche se non nascondono che ci sono diversi dipendenti che magari non hanno il vaccino, faranno il tampone, ma comunque potranno accedere solo con il tampone. Tutti concordi sul fatto che comunque il tampone il dipendente se lo deve pagare. Questo è un po', diciamo, l'animo che ho riscontrato sentendo ovviamente una platea di attività economiche che può essere rappresentativa solo in parte, chiaramente. Gabriella, allora ti chiedo la cortesia di rimanere qui con noi finché vediamo un servizio che avete già preparato voi della redazione di Vicenza sugli autobus a rischio nella giornata di domani, sui problemi che potrebbero esserci, perché sappiamo che questa faccenda dell'arrivo del Green Pass nelle aziende e sui posti di lavoro in generale potrebbe avere ricadute molto importanti anche su aspetti determinanti della vita di ognuno di noi. Tanto per chiarire, non parliamo solo di chi va in azienda, passa il Green Pass, entra. Ci sono tantissime cose che riguardano la vita quotidiana, i trasporti, i servizi, tanto altro, e il rischio domani è di vedere un avvio un po' claudicante di questa nuova situazione. Quindi vediamo quello che potrebbe succedere con gli autobus, poi ti chiedo di aspettare, torniamo da te e parliamo di cronaca. Tutti i dolori del Green Pass. A ogni causa corrisponde un effetto, quindi se dal 15 ottobre entra in vigore l'obbligo del passaporto verde per tutti i lavoratori, cosa succederà nel mondo dei trasporti? Gli autisti si presenteranno su corriere e autobus e se qualcuno non lo farà, quante corse salteranno? Lo scacchiere è complesso, ma per definirlo si può provare a fare un veloce calcolo. Se in Veneto circa il 75% della popolazione ha fatto il vaccino, ipotizziamo che tra i dipendenti di SVT nel Vicentino l'andamento sia in linea con il resto della regione, quindi ci sia un 25% di non vaccinati. Un calcolo ipotetico, teorico, ma questi lavoratori da venerdì prossimo per guidare autobus e corriere dovranno fare i tamponi almeno 2 o 3 volte a settimana e a loro spese. Una scelta che potrebbero fare tutti gli autisti oppure nessuno, imprevedibile. Ma siccome gli autisti SVT sono 380, quelli in dubbio sarebbero meno di un centinaio. Potrebbero non riuscire a venire a lavorare perché non riescono a farsi il tampone in farmacia. Però se riescono a farsi il tampone, se riescono a organizzarsi, verranno a lavorare e saranno giustamente operativi. Che cosa succede se non vengono? Se non vengono, l'azienda sta comunque organizzandosi per cercare di sopperire a tutte le mancanze che ci saranno con una rivisitazione di quelli che sono i turni, le assegnazioni delle persone alle zone, alle corriere, alle linee, proprio per salvaguardare il servizio in tutte le situazioni più importanti, che sono le situazioni
situazioni in cui la gente ha bisogno di muoversi per andare a lavorare e per andare a scuola. Insomma, SVT si è già attivata per sopperire a eventuali défaillance di venerdì, salvaguardando il più possibile le sue 3.385 corse giornaliere, in particolare le fasce di punta della mattina e di mezzogiorno. Per questo sarà disponibile un aggiornamento in tempo reale e continuo sul sito di SVT. Un sistema praticamente come una cosiddetta ultima ora dell'azienda di SVT presente sul sito, che sarà consultabile, dove l'azienda scriverà tutte le problematiche che verranno riscontrate, ma anche le soluzioni che si potranno presentare, nel senso che se manca una corsa, quale sarà la corsa successiva, e quindi l'utente sarà in qualche modo, cercheremo di informarlo puntualmente su ogni direttrice, su ogni problema che si verificherà. Insomma, c'è un margine di incertezza, ma si sta tentando il tutto per non vivere un venerdì nero di caos, con autobus fermi e il traffico delle automobili private che, per sopperire le corse tagliate, si riverserebbero sulle strade del Vicentino tra code e smog. Un problema che SVT vuole risolvere garantendo almeno le corse di punta, quelle più frequentate. Il trasporto pubblico venerdì c'è e il trasporto pubblico verrà assicurato per, credo, quasi la totalità delle corse. Un corposo servizio su un argomento che fa parte di un puzzle che andremo a comporre anche noi che facciamo informazione domani, perché è vero, Gabriella, in diretta da Vicenza, lo ricordiamo ai nostri telespettatori, tante cose le scopriremo domani mattina andando a chiedere, a domandare, a verificare che cosa accadrà. Opinione tua con il polso che hai a Vicenza, sarà un giorno come gli altri? Ci sarà un avvio facile o sarà un po' complicato? Ma l'avvio secondo me sarà un po' complicato, ti dico già solo che i sindacati autonomi per quanto riguarda l'amministrazione comunale hanno già indetto per domani una conferenza stampa tra le 11 e le 12 proprio su questa questione dei dipendenti comunali. Sono 140 circa complessivamente che non sarebbero vaccinati e sarebbero anche contrari al Green Pass, e quindi è una situazione già questa ti dà l'idea di come potrà essere. Parliamo di dipendenti comunali, non solo quelli degli uffici del comune, ma si parla di polizia locale per esempio, e poi c'è l'altra grande questione: oltre al trasporto pubblico c'è anche quella della raccolta differenziata, quindi c'è tutto un insieme di situazioni che renderanno difficile la giornata di domani, anche se poi a livello di attività economiche, magari parlo di negozi, di bar, ristoranti, magari è più semplice, è proprio la macchina amministrativa, la macchina pubblica che potrebbe essere quella che dà più problemi. Gabriella, allora, come abbiamo detto, scopriremo domani che cosa accadrà. Le prospettive per una giornata frizzante, diciamo così, ci sono tutte. Parliamo non solo di servizi, ma parliamo anche, per esempio, delle consegne, delle merci, del trasporto su gomma, di quello che deve essere consegnato nei supermercati, il delivery a casa. Quindi certo. Ci sarà veramente molto da raccontare domani. Gabriella, prima di lasciarti andare al volo, abbiamo già qualcosa di cronaca a Vicenza? Sì, abbiamo due cose interessanti. Una è un'operazione della Guardia di Finanze, si chiama Operazione Ape Operosa, perché anche in questo caso i finanzieri della Guardia di Finanza di Arzignano in questo caso hanno effettuato un sequestro preventivo per 1,8 milioni di euro. 4 persone sono indagate per frode fiscale, per fatturazione falsa per 4 milioni di euro. Perquisizioni in provincia di Vicenza, Roma e Frosinone, e sono coinvolte 2 società del Vicentino, 2 commercialisti in questo caso di Roma, che tenevano poi le fila della frode fiscale, nel senso che erano quelli che producevano la fatturazione per crediti IVA inesistenti, che poi venivano utilizzati da appunto società per invece andare a colmare quelli che erano dei veri debiti tributari. E in questo caso c'è una società cooperativa di Arzignano che ai tempi della vicenda era nell'attività della Concia, adesso risulta fallita. L'altra vicenda invece riguarda un cittadino di Malo di 46 anni, è intervenuta la polizia locale Alto Vicentino perché questo soggetto, già noto alle forze dell'ordine per attività in materia di sostanze stupefacenti, ma di fatto aveva realizzato, possiamo definirla così, una vera e propria fabbrica della sostanza stupefacente, marijuana in questo caso, in un capannone nella zona industriale di Zanè. Vi la faccio breve, nel senso che complessivamente sono stati sequestrati 18 kg di
marijuana che messi sul mercato valevano 160.000 euro, quindi insomma con tutta anche una produzione molto moderna, con tecnologie molto moderne, quindi veramente un'operazione importante quella effettuata dalla polizia locale. Gabriella, allora intanto grazie per queste prime informazioni. Qualcosa mi dice che ci risentiremo prima della fine del Focus DG di oggi, che lo ricordiamo è in onda con i nostri telespettatori fino alle 13:30, quindi grazie e buon lavoro, buona giornata. Noi torniamo in studio. Allora, abbiamo una notizia importante, ve l'annuncio, poi la vediamo per bene. Sono salvi, sani e salvi magari no, però sono salve le 3 persone che erano disperse ieri sera, abbiamo dato la notizia durante il nostro TG Bassano, sul massiccio del Grappa. Si tratta di una famiglia bassanese, erano precipitati in un canalone nel tentativo di aiutarsi l'un l'altro, sono stati portati in salvo e uno di loro è ricoverato, vediamo in che condizioni. Queste sono le prime immagini che ci arrivano, poi ne abbiamo molte altre, quindi adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo intanto con la notizia del salvataggio sul Monte Grappa, poi cominciamo a parlare di Green Pass perché c'è davvero moltissimo da dire, quindi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto c'è grande fermento e anche un po' di apprensione, inutile negarlo, per l'avvio di questo periodo, speriamo più corto possibile, con il Green Pass obbligatorio anche sui posti di lavoro, periodo che inizierà domani. Oggi le nostre redazioni si stanno occupando di capire come ci si prepara a questa novità, sia per il pubblico che per il privato, perché non dobbiamo dimenticare che migliaia di persone lavorano nel pubblico e che naturalmente le regole valgono anche nei comuni, in tutto quello che vuol dire istituzioni in Veneto. Ne abbiamo parlato con Gabriella Basso da Vicenza, ne parleremo con gli altri nostri colleghi che sono proprio sul territorio in questo momento per raccogliere informazioni. Prima di tutto però, prima di andare avanti, c'era grande apprensione anche per questa notizia di cui vi abbiamo parlato prima della pubblicità. C'erano 3 persone disperse sul Monte Grappa ieri sera, sono stati recuperati. Si tratta di padre, madre, 60enni e della figlia 21enne di Bassano del Grappa. Sono precipitati nel tardo pomeriggio di ieri in un canalone del Monte Grappa. Si trovavano a bordo della strada General Giardino sopra l'area di decollo del Col del Puppolo, che è raggiungibilissima con le auto. L'uomo pare sia scivolato ruzzolando in un canalone in Val Cornosega per oltre 20 metri. Per cercare di aiutarlo, la moglie e la figlia erano rotolate, anche loro ruzzolate giù per questo canalone. C'era poca copertura, ma la ragazza è riuscita a dare l'allarme. Non si riusciva a capire dove fossero. Le squadre del soccorso alpino sono immediatamente volate sul posto, con addirittura 15 soccorritori. C'era il personale anche del SUEM di Crespano. Sono state attrezzate delle calate verso gli infortunati. La madre era più in basso. Queste sono le prime informazioni che ci arrivano dai soccorritori, e avevano riportato tutti vari traumi. Sono stati raggiunti da infermieri e medici che hanno prestato loro le prime cure. Imbarellati uno alla volta sono stati sollevati sulla strada grazie all'utilizzo addirittura di un argano a motore. La madre con un probabile trauma cranico. Non sappiamo ancora le condizioni perché sono, ripetiamo, le prime informazioni che ci arrivano. È stata trasportata in ambulanza ad Asolo e poi con l'elicottero a Treviso. Padre e figlia sono stati invece accompagnati in ambulanza all'ospedale di Castelfranco. Capiremo poi nel corso della giornata lo stato di salute delle persone coinvolte in questa situazione che poteva rivelarsi davvero pericolosissima, perché ricordiamo comunque la montagna, il Monte Grappa è a 2 passi da città, paesi, ma in realtà è un luogo selvaggio. Basta uscire di poco dalla strada per avere grossi problemi, come in questo caso. Erano ruzzolati, ricordiamo, queste 3 persone in un canalone. Sono vive, vedremo lo stato di salute, vedremo la prognosi. Naturalmente un lavoro
di altissimo livello, come sempre fatto dai soccorritori, dal soccorso alpino, dal SUEM, che in questa estate, dobbiamo dirlo, sono stati molto impegnati, forse a vedere i dati addirittura più dell'estate scorsa, a causa dell'alta frequentazione che Montegrappa, Altopiano, ma in generale tutta la montagna veneta ha avuto in seguito possiamo dire al fatto che siano calati anche un po' i limiti dettati dall'emergenza coronavirus. Tanta gente è andata in montagna in cerca di aria buona, di spazio, di un po' di relax per il tempo libero. Qualcuno ha trovato anche qualche incidente e a volte anche grave. Allora, poi se arrivano notizie su questa faccenda ve le diamo in diretta. Adesso apriamo la pagina del Green Pass, apriamo la pagina del Covid, apriamo la pagina dell'emergenza che stiamo vivendo da troppo tempo ormai. L'apriamo con un'intervista raccolta proprio pochissimi minuti fa da Christian Arboit con il governatore Luca Zaia e sentiamo che cosa dice. Domani scatta l'ora X, Green Pass esteso, che previsioni possiamo fare per il Veneto? In alcune zone del paese, Trieste e Genova, c'è forte preoccupazione. A me spiace che ci sia questo dibattito che si sta trasformando in un conflitto sociale. Penso che a livello nazionale si dovrebbe avviare un'attività di pacificazione fondamentale, senza per carità rivedere il tema delle scelte di sanità pubblica, però è pur vero ad esempio che c'è un tema importante che è quello che la legge prevede che chi non è vaccinato ha bisogno di un tampone ogni 48 ore. Se guardiamo i dati, sono dati fra l'altro diffusi da Gimbe, in Italia ci vorrebbero circa 7 milioni di tamponi alla settimana, cosa che non si riesce a produrre. Il Veneto avrebbe necessità di almeno 300-400 mila tamponi ogni 24 ore, visto considerato che i nostri lavoratori, o meglio i nostri cittadini in età lavorativa senza vaccino sono circa 590 mila. Allora è inutile negare l'evidenza, se la legge dice che una persona ha diritto ad andare a lavorare con il tampone ogni 48 ore, bisogna garantirgli questo diritto. E questo non va a inficiare le scelte che hanno fatto a livello nazionale rispetto al Green Pass, ma va a consolidare un rapporto che deve essere un rapporto solido con i cittadini. Secondo lei ci potranno essere problemi di ordine pubblico? Le prefetture del territorio si stanno muovendo in tal senso? Guardi, io spero di no, però le devo dire che a me sembra che il sistema sia in ebollizione e qui ci vuole un intervento a livello nazionale, che è quello del buon padre di famiglia, di trovare una soluzione. Una soluzione potrebbe essere ad esempio parziale, potrebbe essere rappresentata da riconoscere la possibilità alle aziende, ai nostri imprenditori, di poter utilizzare autonomamente i tamponi in azienda. Lo si è riconosciuto peraltro, visto con un decreto del Ministero degli Interni, per i portuali. Non penso che le altre aziende abbiano meno diritti di quei lavoratori. I lavoratori sono tutti uguali, per cui questo sarebbe già un grande segnale. A livello nazionale si discute le parole della ministra Lamorgese ieri al Parlamento, le polemiche con le forze politiche. Queste parole del ministro come le valuta? Ma guardi, io non ho seguito tutto il dibattito, le dico solo che il mio intendimento è quello di pensare che i toni si debbano assolutamente rimodulare, coscienti del fatto che comunque il Paese è stremato anche da 20 mesi di coronavirus. Poi, per carità, c'è la gran parte dei cittadini, me compreso, che si sono vaccinati, che hanno il Green Pass, altri che hanno fatto una scelta libera, perché ricordiamo che non è una scelta contro legge di non vaccinarsi. A questo punto noi dobbiamo prendere atto, dobbiamo fare in modo che ci sia un'azione di accompagnamento non coercitiva, anche perché l'utopia dell'obbligatorietà resta un'utopia, visto considerato che in tutti i paesi dove c'è l'obbligatorietà non è che si è fatto il 100% di vaccinazioni. Ne abbiamo una dimostrazione palese nelle vaccinazioni obbligatorie per gli 11 vaccini dei bimbi, dove non tutti si sono vaccinati. Ci sono ancora margini, secondo lei, di sensibilizzazione da questo punto di vista? Il Premier Draghi è una persona, diciamo, di buon senso e pragmatica, e probabilmente va sottolineato l'aspetto che ad esempio l'ottenimento dei tamponi in azienda gestiti dalle nostre imprese non sarebbe un dietrofront rispetto a quanto deciso dal governo, ma sarebbe ad adiuvandum la realizzazione di quello che è stato deciso. Quindi diciamo che Luca Zaia, alla vigilia di una data così impegnativa, si appella in qualche modo alla buona volontà, alla pacificazione, al fatto di stemperare anche le tensioni che ci sono. Ma direi che è fondamentale, non ci sono cittadini che hanno capito tutto e quelli che
non hanno capito nulla, ed è giusto anche che ci sia il massimo rispetto tra le diverse fazioni, perché ormai tali sono. E penso che questo non sia pericoloso, non solo perché qualcuno potrebbe anche uscire di scena, come abbiamo visto negli episodi di Roma, da condannare senza se e senza ma potrebbe essere ancora peggio che questo coronavirus ci lascia degli strascichi che non saranno assolutamente gradevoli, che sono quelli di una comunità spaccata. Ultimissima battuta, Papa Luciani beato. È ovviamente un'emozione per un intero territorio, ma anche un'opportunità forse. Ne siamo orgogliosi perché Papa Luciani è stato il Papa Veneto, è stato per noi un momento di orgoglio, purtroppo durato poco con quella morte prematura. Oggi sapere che è beato e quindi è avviato il suo processo alla santificazione è un ulteriore momento di orgoglio, di identità e anche un riconoscimento delle radici cristiane e cattoliche di questa comunità. Questa era l'intervista che Christian Arboit ha raccolto per noi con il governatore Luca Zaia. Abbiamo parlato anche di un tema di cui approfondiremo i contorni più tardi, verso la fine del nostro telegiornale. Adesso continuiamo a parlare dei problemi legati al Green Pass, a quello che succederà, problemi che arrivano anche a Venezia. I porti non si possono fermare. Per scongiurare il rischio di compromissione dell'operatività nel caso di un alto numero di addetti senza il Green Pass, il Viminale ha raccomandato in una circolare alle imprese del settore di mettere a disposizione del personale sprovvisto di Green Pass tamponi gratuiti. Una decisione inopportuna, secondo il presidente di Confindustria Venezia. È una circolare che introduce degli elementi nuovi, è una circolare che mette in condizione le aziende addirittura di attrezzarsi per fare i tamponi. È una circolare che non ci voleva. Uno meno diplomatico di me direbbe che è una circolare inopportuna. Mettere regole su regole non conviene, non giova nessun vantaggio per nessuno. Dobbiamo cercare di mantenere, dato che parliamo di portualità, la barra dritta e evitare che ogni ministero si inventi delle regole diverse fatte ad hoc per un settore rispetto all'altro. E da qui scoppia l'ulteriore polemica con il Comitato dei Lavoratori Triestino che annuncia: se non verrà ritirato l'obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro si bloccheranno le attività del porto, non solo per i portuali ma per tutte le categorie di lavoratori. Alta tensione anche a Genova, mentre a Venezia per il momento sembra essere tutto sotto controllo. Al momento non abbiamo segnali di problemi di criticità. Se non che effettivamente c'è più di qualche lavoratore che ha difficoltà ad andare a fare il tampone. Questo sì, perché c'è un problema di prenotazioni e c'è un problema di overbooking nelle farmacie, piuttosto anche di tempi tecnici proprio per ottenere la certificazione una volta fatto il tampone e quindi dare la possibilità ai lavoratori, perché bisogna farli una volta ogni 48 ore, dare la possibilità ai lavoratori di effettivamente avere un hub dove potersi andare a fare i tamponi per venire a lavorare, perché non è giusto che i lavoratori che vogliono farsi il tampone, venire a lavorare, non trovino neanche questa possibilità e perdere anche la busta paga. C'è poi un altro aspetto. Ma che alcune figure sono talmente specifiche e altamente professionalizzate che è anche difficile trovare qualcuno che li sostituisca e che li reperisca. E sto parlando di tutti i lavoratori dei trasporti, treni, aerei, logistica, portualità. E quindi occorre che ci sia da parte dello Stato o della Regione la possibilità di avere effettivamente una via di accesso per fare questi tamponi. Quindi questa è la richiesta che noi facciamo, avere la possibilità di avere accessi per fare i tamponi, calmierare i prezzi se non addirittura gratuiti e per tutta la filiera dei trasporti, perché sono comunque servizi pubblici essenziali. Comincia a comporsi questo mosaico di cui stiamo parlando dall'inizio del nostro coronavirus, del nostro, scusate, ma qui arrivano tantissime notizie, del nostro Focus TG. Adesso a questo punto è indispensabile fare una altra breve pausa pubblicitaria. Voi state con noi, torniamo fra pochissimo, sono arrivate anche notizie importanti e soprattutto sono arrivati i dati. Ve li leggiamo appena torniamo dalla pubblicità.
Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per raccontarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo già sentito la nostra redazione vicentina, adesso andiamo a parlare con la nostra redazione padovana, rappresentata in questo caso da Luisa Bertini. Buongiorno Luisa, quali sono le novità da Padova? Luisa, allora abbiamo qualche piccolo problema di natura possiamo dire telefonica. Ti chiedo la cortesia di alzare un po' l'inquadratura in modo che ti si possa vedere perché altrimenti hai così già decisamente molto meglio. Buongiorno Luisa, ricominciamo da capo. Sì. Che cosa succede a Padova? Sì, buongiorno a voi. Come tentavo di anticipare, oggi il tema caldo della giornata è il tema del Green Pass. Perché? Perché i manifestanti no Green Pass torneranno in centro questo sabato, anche se ovviamente con le piazze che saranno proibite a questo tipo di manifestazione, perché nonostante a Padova non ci siano stati mai problemi, dopo Roma ieri il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha deciso di alzare la soglia dell'attenzione soprattutto sui punti ritenuti più sensibili. Quindi i fatti accaduti nella capitale a Regia Forza Nuova stanno preoccupando anche i vertici della sicurezza che ieri si sono incontrati, quindi convocati in prefettura dal prefetto Raffaele Grassi, il comitato a cui ha partecipato anche il questore, i comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri, Finanza, il sindaco Giordani, l'assessore alla sicurezza Bonavina e anche i rappresentanti delle categorie che hanno ostacolato nei tempi addietro queste manifestazioni del sabato, perché in centro andavano appunto ad intasare quello che era il normale shopping, e quindi un paio di settimane fa i manifestanti erano stati spostati alla Stanga. Poi la settimana scorsa non ci sono state manifestazioni e questo sabato ritornano però con questa intensificazione dei servizi di vigilanza in tutti gli obiettivi riconducibili all'organizzazione sindacale della CGIL. Questo certo. È quanto si apprende, quanto si legge in una nota diramata appunto dalla prefettura, che dice: ogni decisione, leggo testualmente, deve essere ispirata a equilibrio e buonsenso. Continua la prefettura in questa nota, e anche la scelta del percorso della manifestazione di sabato sarà frutto di un'articolata mediazione con i promotori dell'iniziativa. Abbiamo avuto qualche piccolo problema. Allora, intanto abbiamo capito molto bene che cosa sta succedendo a Padova. Facciamo un breve riassunto. Ci sono state molte manifestazioni di protesta, le cosiddette manifestazioni No Green Pass nel centro storico padovano. C'è stata la riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. La prefettura ha detto: va bene, non sono mai avvenuti problemi, non ci sono mai stati scontri, non ci sono mai stati danni di nessun tipo né tensioni, a parte qualche piccolo screzio fra magari i manifestanti e quelli che possono essere gli esercenti, la vita quotidiana padovana, ma niente che abbia mai travalicato i limiti della civile convivenza. La prefettura ha deciso di consentire la manifestazione, ma non ci sarà l'accesso alle piazze, e comunque ci saranno dei controlli molto, molto importanti. Allora vedo che ritorna fra noi Luisa Bertini con la collaborazione di Federico Cibotto per la parte tecnica. Luisa, allora io ho fatto un riassunto di quello che abbiamo appena detto. Abbiamo detto ci saranno anche controlli importanti da parte addirittura della polizia scientifica per da una parte evitare qualsiasi possibilità che qualcosa vada storto, dall'altra anche per raccogliere informazioni ben precise su quello che può succedere. Quindi una Padova non blindata magari, però insomma una Padova molto attenta per i prossimi giorni. Immaginiamo a partire già da domani, perché Padova è uno snodo fondamentale nei servizi del Veneto, sia per come trasporti, per la consegna delle merci, lo stoccaggio anche delle merci, quindi sono un paio di giorni quelli che abbiamo davanti che a Padova potrebbero essere un po' complicati, mi confermi?
Sì, ti confermo, anche perché appunto domani sarà un po' anche la resa di conti di quello che succederà all'interno delle aziende con il controllo del Green Pass ai lavoratori. Quindi tornando diciamo a quelle che sono state le difficoltà anche in termini proprio sociali e di sicurezza, sabato saranno a maggior ragione amplificati e intensificati questi controlli anche come sbarramento di accesso alle piazze, quindi sarà tutto controllato. Come anticipavi giustamente tu, ci sarà anche il coinvolgimento degli operatori della polizia scientifica che avranno il compito di registrare ogni comportamento reputato diciamo fuori legge. Quindi un'intensificazione massiccia nelle piazze e nei luoghi sensibili. Luisa, prima di lasciarvi andare, perché sappiamo che è una giornata bella tosta anche da quelle parti, c'è già cronaca a Padova e provincia? Per il momento no, cronaca no. Molto bene, allora l'invito è sempre il solito, richiamateci in qualsiasi momento fino alle 13:30 per dare le notizie qualora ce ne fossero, altrimenti buona giornata, buon lavoro. Noi torniamo in studio e andiamo avanti con la nostra informazione. Restiamo sul tema del Green Pass. Vediamo quello che è successo all'Electrolux. 8 ore di sciopero nel giorno di entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. All'Electrolux di Susegana le rappresentanze sindacali interne della sede trevigiana del colosso svedese del freddo hanno annunciato la linea dura, la decisione al termine di un'accesa assemblea. Una linea non improvvisa. A Susegana i lavoratori avevano già protestato contro il Green Pass quando ne era stato introdotto l'obbligo in mensa. Oggi è solo che peggiorata e chiediamo al governo e al sindacato il massimo impegno per togliere il Green Pass nei luoghi di lavoro. Nello stabilimento di Susegana, 1430 dipendenti, circa il 20% non è vaccinato contro il Covid e quindi per ottenere il Green Pass deve sottoporsi a tampone ogni 48 ore con costi insostenibili, denunciano le RSU per il lavoratore. Di qui la decisione di incrociare le braccia per 8 ore venerdì. Decisione, dicono le RSU, condivisa dalla stragrande maggioranza dei lavoratori. Qui anche lo sciopero che avevamo già fatto, perché noi abbiamo già fatto 4 ore 15 giorni fa, ha scioperato la larga maggioranza, tra vaccinati e non vaccinati non è cambiato nulla, più o meno quella è la dimensione, perché si accorgono tutti che quanto sta facendo il governo questo intervento pesante, un intervento eccessivamente pesante contro i lavoratori, contro il lavoro e che mette in difficoltà non solo i lavori ma anche le imprese creando un clima impossibile. Questa cosa qui è capita da tutti e per questo protestano anche coloro che, come il sottoscritto e tanti altri, è vaccinato. Questa ultima parola, vaccinati, ci porta direttamente a questo lancio d'agenzia che dà una prospettiva davvero interessante su quello che potrebbe succedere da qui all'immediato futuro. Allora, Guido Rasi, consulente del commissario all'emergenza Covid, generale Figliuolo, che abbiamo visto più volte in Veneto per venire a controllare, a vedere, a valutare come funziona la macchina vaccinale della nostra regione, dice: con il 90% della popolazione vaccinata si potrebbe anche valutare di togliere il Green Pass. Questa è una novità, se ne parlava, ma adesso che lo dica comunque un consulente del commissario all'emergenza a un TG nazionale è molto importante. Raggiungere il target del 90% degli over 12, quindi dai 12 anni in su, vaccinati è una buona base, con qualche verifica sui numeri, dice Guido Rasi. Proprio per valutare se togliere il Green Pass. È una base su cui si può iniziare a discutere, però il 90 deve essere molto omogeneo, quindi l'omogeneità conta tanto, porta via punti percentuali se manca. Poi rimane il problema degli under 12, ma qui si vedrà. Pare che per quanto riguarda la vaccinazione dei giovanissimi sia ancora tutto in alto mare ed è quindi a tutto da vedere. Il problema è legato, secondo i vertici della struttura emergenziale, al fatto che mancano almeno 4 milioni di lavoratori all'appello del vaccino, lavoratori che rappresentano la parte attiva, quella più importante nella circolazione
circolazione del virus. Qualche persona manca anche nelle fasce sopra i 60 anni, che è la categoria più a rischio di intasare gli ospedali. Intasare gli ospedali è un termine un po' così, magari si poteva usare un'altra parola, però sono dichiarazioni riportate integralmente, quindi magari dette un po' di corsa. Diciamo che nessuno va a intasare gli ospedali, diciamo che le persone finiscono in ospedale e ne risente tutta la società, tutta la gestione della sanità. Poi sotto i 12 anni bisogna vedere cosa succede, e la notizia più o meno finisce qui. Però è importantissimo vedere che si parla già di una sospensione, di un annullamento del Green Pass. Deve ancora iniziare l'obbligatorietà sui posti di lavoro. Sapere che si parla già, si progetta già di poterlo togliere quando si arriverà a una copertura vaccinale importante, insomma ci dà la misura di quello che potrebbe succedere da qui a dicembre. Quindi staremo a vedere. Allora, noi con la regia di Fabio Verin adesso facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. C'è ancora tanto da dire sul Covid. Sono arrivati i dati che ci arrivano ogni giorno dall'azienda Zero della Regione del Veneto, sia quelli dei contagi che quelli delle vaccinazioni, e ci sono anche in questo caso notizie interessanti, ma vanno viste assieme. Quindi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tema della giornata, naturalmente, e probabilmente tema anche di domani e del fine settimana, è quello dell'attivazione del Green Pass anche sul posto di lavoro. Le nostre redazioni si stanno occupando di raccogliere anche dettagli dal punto di vista tecnico per capire come le aziende, sia le grandi aziende che quelle magari un po' più piccole, sappiamo che il tessuto commerciale e produttivo del Veneto è formato per la gran parte dalla PMI, dalla piccola e media azienda, ma anche le aziende importanti, quelle con migliaia di lavoratori, devono organizzarsi. Noi stiamo andando a scandagliare questo mondo così variegato, ve lo racconteremo nei nostri TG, ma ci può raccontare già il polso dei bassanesi la nostra Chiara Gaiani, che si trova sul ponte di Bassano, decisamente una bella terrazza, una bella piazza quasi sul Brenta, con una giornata decisamente fantastica. Chiara, è una giornata fantastica anche per i bassanesi o c'è preoccupazione in giro? No, in realtà purtroppo per i bassanesi c'è preoccupazione. Buongiorno Ferdinando e buongiorno a tutti i telespettatori. Diciamo che domani viene vista come una giornata che potrà essere di grande confusione. Il polso che abbiamo potuto tastare incontrando alcune persone è stato quello di davvero una grande preoccupazione. Abbiamo sentito persone che sono vaccinate, che ci hanno detto che comunque la verifica del Green Pass sul posto di lavoro comporterà dei problemi nella giornata di domani. Abbiamo sentito persone che invece non sono vaccinate, alcune delle quali sono riuscite a prenotare i tamponi per il prossimo mese di ottobre, ma non ce l'hanno ancora per novembre, e quindi stanno decidendo come fare. Addirittura stanno pensando di sfidare la possibilità di ricevere una multa, ma di continuare ad andare avanti. E abbiamo sentito altri che hanno proprio il timore della vaccinazione, per questo si sono prenotati i tamponi, hanno trovato posti. Comunque insomma, diciamo, c'è la sensazione che quella di domani sarà una giornata difficile da gestire, come così sarà anche nelle giornate successive. Questo è quello che abbiamo potuto raccogliere insomma in questo giro che ci siamo fatti nel centro di Bassano. Tra l'altro oggi è giovedì, giornata di mercato, quindi insomma abbiamo potuto sentire persone diverse. C'è quindi davvero una grande preoccupazione e una grande anche attesa di quello che accadrà da domani in poi.
Chiara, dicevamo anche con gli altri colleghi che abbiamo sentito finora che non è solo una faccenda di entrare o uscire dal lavoro, è anche tutto un sistema collegato all'interno da vari settori. C'è il settore dei trasporti, c'è il settore del trasporto pubblico, c'è il pubblico stesso che deve organizzarsi con le migliaia di persone che lavorano per i comuni, per le istituzioni in generale. Quindi non è solo un fatto di ingresso e uscita da lavoro, è proprio tutto un sistema produttivo, ed è qui che tremano un po' le vene e i polsi di un Veneto che, ci pare di capire, è un po', se non in difficoltà, è un po' in apprensione. Vedremo domani, ovviamente noi racconteremo con le nostre redazioni, con i nostri giornalisti, tutto quello che succederà domani. Dal centro di Bassano, ti chiedo al volo, abbiamo anche altre notizie o fila tutto liscio per il momento? Ecco, per ora direi che fila tutto liscio. Se mi permetti, credo che domani controllate speciali saranno per esempio le stazioni ferroviarie, dove insomma si capirà se i treni sono partiti o meno. Quello che tu dicevi è suffragato dai timori anche da parte degli amministratori, così come per quanto riguarda i pubblici uffici, nel senso che fino a domani davvero non si scoprirà che cosa potrà accadere. Certo, c'è l'impegno di tutte le amministrazioni di garantire il pubblico servizio, ma di sicuro insomma ci saranno delle sorprese e probabilmente davvero domani ci sarà una difficoltà. Mi permetto anche di aggiungere, se posso, Ferdinando, una sottolineatura fatta da una signora che abbiamo incontrato, che secondo me insomma era una sottolineatura particolare, cioè il fatto che sì, il tampone negativo che si raccoglie in farmacia, il problema poi è che ti deve arrivare la certificazione. Ecco, questo tragitto telematico preoccupa molto le persone. Ci sarà il tempo sufficiente, arriverà nel tempo corretto. Ecco, sappiamo insomma che questi sistemi qualche volta non sono proprio così rapidi. Questa è un'altra grande incognita. Decisamente un tema a cui finora nessuno aveva fatto accenno. È importante che aver raccolto dalle persone anche queste paure, queste opinioni, perché sappiamo che sì, uno può andare a farsi il tampone, ma se poi non arriva il QR code, non arriva il certificato, potrebbero essere problemi. Allora Chiara, intanto grazie per questo collegamento. Noi siamo in diretta fino alle 13:30, quindi chiediamo alla nostra collega di richiamarci non appena dovessero esserci altre notizie da Bassano. Noi invece andiamo avanti con la nostra informazione e vediamo la situazione del Covid con il potenziamento dei punti tampone da parte dell'azienda ospedaliera di Padova. Stiamo, come dire, incrementando i punti tampone, dicevo, rispolverando un po' quella che era la situazione prima della vaccinazione. Noi in azienda abbiamo sostanzialmente 3 punti tampone dedicati, uno presso le malattie infettive, 2 presso i pronti soccorso, e poi abbiamo l'attività dei pronti soccorso che può dare una risposta nelle 24 ore. Chiaramente l'invito è di utilizzare soprattutto i punti tampone che hanno un orario di apertura diurno. Ecco il piano di potenziamento dei punti tampone in vista del 15 ottobre, data in cui scatta l'obbligo di Green Pass, nuova fase per la quale sono stati pianificati anche i controlli. Dall'altra c'è tutto il tema del controllo di chi arriva appunto in ospedale, e qua ci stiamo attrezzando con la presenza di varchi, con la presenza appunto di persone delegate al controllo, con la presenza appunto di tutte quelle strumentazioni e misure che possono essere deputate a ciò. Intanto la fotografia del contagio parla di una continua discesa della curva, registrando 471 casi in meno rispetto alla scorsa settimana, nonostante Padova sia la provincia del Veneto maggiormente interessata per numero. Contagi che riguardano soprattutto la fascia d'età tra i 30 e i 65 anni, mentre l'età scolare non va ad incidere, se non in minima parte, sulle nuove positività. 32 persone ricoverate in azienda ospedale Università di Padova, 21 sono ricoverati in area medica, 8 in terapia appunto intensiva e 3 in subintensiva. In terapia intensiva c'è questa persona molto giovane, ricoverata, non vaccinata, che, come dire, sottolinea ancora una volta l'importanza della vaccinazione. C'è anche una buona notizia: un 99enne vaccinato che, dimesso dopo il ricovero per Covid, è tornato alla propria normalità.
Vediamo la situazione adesso in provincia di Treviso, dove c'è stato un vertice in prefettura proprio per discutere di quello che potrebbe succedere domani. Si temono tensioni, ci saranno controlli ai punti tampone. Sicuramente i punti dove vengono fatti i tamponi sono attenzionati, anche alcune realtà produttive dove sappiamo esserci una certa effervescenza saranno attenzionati. Ecco, io mi auguro che comunque ci sia veramente questo presidio, ma senza necessità di interventi. Conto molto sul senso di responsabilità di tutti i cittadini. Controlli capillari ai punti tampone dell'ULSS 2 in concomitanza con l'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro sono quelli che Prefettura e Forze dell'Ordine stanno predisponendo, consapevoli che la messa in pratica del provvedimento creerà delle criticità e con esse dei momenti di tensione. Monitorate con particolare attenzione, dopo gli scontri di Roma, anche eventuali manifestazioni di protesta. Abbiamo fatto un comitato, devo dire che non abbiamo in questa provincia, diciamo così, notizie o così sensazioni che ci possano essere manifestazioni che non si svolgano in un clima, diciamo così, di correttezza. Ho anche appreso stamattina dal questore che non ci sono al momento trevigiani coinvolti nei fatti di Roma, e questo mi pare anche importante. Il vulnus potrebbe esserci quello legato al fatto che, questo è evidente, insomma è conclamato e confermato dall'ASL, non si sarà in grado di fare il tampone a tutti coloro che al momento risultano essere lavoratori e non essere appunto vaccinati o comunque esentati, e quindi questo potrebbe provocare nei punti dove si fanno i tamponi qualche, diciamo così, voluta o non voluta situazione di tensione. Non giova a nessuno, prosegue Laganà, compiere azioni di forza per una pura questione di principio. Tenere conto che già andare in un luogo di lavoro senza essere in possesso del Green Pass comporta una sanzione, quindi evitare di fare anche così delle azioni di forza, perché poi è vero che si viene allontanati ma si viene anche sanzionati. Domani pomeriggio il prefetto incontrerà il presidente di MOM, Giacomo Colladon, per fare il punto sui possibili disservizi sulla rete dei trasporti pubblici a causa dell'assenza di autisti e manutentori. È questo l'unico ambito in cui a ora c'è una reale preoccupazione. Qui, come per le possibili carenze sul fronte della raccolta dei rifiuti, conclude, ci si augura che si tratti di problematiche superabili dopo i primi giorni di rodaggio. Adesso andiamo a vedere assieme i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Li vediamo come sempre con la regia di Fabio Verin che ci aiuta, indispensabile in queste rincorse fra video, collegamenti dati e servizi. Allora, sono 334 le nuove positività, sono però 9.008 le persone attualmente positive in Veneto in questo momento. È presumibile che fra oggi e domani scenderemo sotto quota 9.000, e questa è una gran bella notizia, perché ci ricordiamo che solo qualche giorno fa eravamo a 13.000, quindi vuol dire che la curva è letteralmente in picchiata, è davvero in discesa, e se non ci saranno ripercussioni, problemi qui nell'immediato futuro, insomma possiamo dire che davvero la luce in fondo al tunnel comincia a farsi sempre più viva e vivace. Sono purtroppo 11.800 le persone che hanno perso la vita a causa del Covid, sono 452.000 quelle che si sono negativizzate, ma sono 473.696 quelle che sono risultate positive dall'inizio dell'emergenza, quindi da quel giorno di febbraio sono davvero tantissimi i veneti che sono incappati in questa emergenza. Andiamo nella seconda parte di questa tabella. Vediamo che la sanità in questo momento sta reggendo, sta respirando in modo molto forte rispetto a quello che succedeva qualche settimana fa, perché sono 190 le persone ricoverate in area non critica, di cui 145 ancora positive, 45 che si sono negativizzate. Sono 37 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 32 che sono ancora positive, 5 che si sono negativizzate. A conti fatti ci sono 227 persone ricoverate in Veneto in questo
questo momento ed è un numero davvero molto basso. Sarebbe interessante capire se è il numero più basso dall'inizio dell'emergenza, ma non abbiamo i dati sotto mano, però davvero 227 persone negli ospedali veneti in questo momento sono una buona prospettiva. Le variazioni rispetto a ieri: c'è un bilancio positivo di un'unità in area non critica, bilancio negativo di un'unità in terapia intensiva. Purtroppo non si ferma la coda dei decessi, sono mancate altre 2 persone a causa del Covid nelle ultime ore. Usciamo da questa tabella, ma solo per entrare in un'altra tabella, perché vediamo la grafica della campagna vaccinale. Sono state somministrate in Veneto ieri quasi 16.000 dosi, sono infatti 15.949. Le prime dosi sono 5.186, i cicli completati, che ormai lo sappiamo sono ogni giorno più delle prime dosi, sono 7.027. Il cosiddetto booster, l'addizionale, chiamatela come volete, terza dose, sono 3.736. Il Veneto ha somministrato l'87,1% delle dosi a disposizione, ma andiamo a vedere le percentuali. Sono 3 milioni e 6 le persone che hanno la prima dose in Veneto, ovvero il 75,2% della popolazione. Sono 3 milioni e 4 e 62 le persone che hanno il ciclo completo, ovvero il 71,3% della popolazione in Veneto. Prima dose più prenotati, siamo al 75,5%, ci stiamo avvicinando all'1% della che ha avuto la terza dose, 37.672, terza dose che riguarda per ora, lo ricordiamo, gli anziani, le persone che lavorano nella sanità, ma è plausibile pensare che arriveremo a una terza dose anche per molte altre fasce, naturalmente a scalare a partire dagli anziani andando in giù, ma viene da pensare che insomma tutti i veneti dovranno sottoporsi anche alla terza dose. Vediamo infatti le percentuali, la situazione è molto decisa, molto interessante dai 50 anni in su per la prima dose, idem per la seconda dose, si muove qualcosa finalmente anche sui ragazzi 12-19 anni, che al momento sono il 63%, sono la fascia meno coperta. Sono coperti invece disabili e vulnerabili, 89%, 86%, 83% e 80% rispettivamente per prima dose e ciclo completo. Vediamo i numeri, anzi vediamo questo grafico, un grafico che ci spiega che ad agosto, fra giugno, luglio e agosto eravamo a 333.000 inoculazioni alla settimana, adesso siamo decisamente più in basso, ma si sapeva perché c'è stato il boom del periodo. Poi ora forse l'arrivo del Green Pass porterà qualche vaccinazione in più, ma vedremo se effettivamente avranno ricadute importanti. Questi erano i dati della cosiddetta manovra a tenaglia sul Covid, dati che calano vistosamente in modo davvero importante per quanto riguarda i contagi. 227 persone ricoverate in tutto il Veneto, sia in area non critica che in terapia intensiva, e anche qui sono dati che non si vedevano da un bel pezzo. Vaccinazioni corrono, terza dose ormai partita sprombattuto, quindi questa è la situazione. Adesso noi facciamo l'ultima brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi, torniamo fra pochissimo e come sempre siamo in diretta fino alle 13:30, abbiamo ancora molte cose da dirvi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi fino alle 13:30 per informarvi di quello che succede in Veneto. Chiudiamo per un attimo la pagina del Green Pass, del Covid, della situazione di emergenza che stiamo vivendo effettivamente da troppo tempo ormai. Apriamo quella della cronaca, perché è morta l'11enne travolta in bici vicino a casa. Vediamo il servizio. Ci hanno creduto fino alla fine la famiglia di Emanuele e i suoi fratelli, i suoi amici e compagni di classe. Hanno pregato per lei e hanno continuato a sperare. Il suo splendido sorriso di undicenne si è spento all'ospedale di Padova, nel reparto di terapia intensiva pediatrica, dove era arrivata lunedì sera dopo che un furgone l'aveva investita in via Pontarola a Rischigliano di Campodarsego. Erano circa le 19. Emanuela stava tornando a casa dal parchetto in bici, ha attraversato
attraversato la strada all'incrocio con via Papa Luciani quando il furgone è arrivato. Alla guida un 36enne di Padova che a tutti ha continuato a ripetere di non averla vista. Le condizioni della ragazza da subito sono sembrate gravissime. Attorno a lei e alla sua famiglia si è stretta una comunità che oggi insieme la piange. Sia come genitore che come amministratore, veramente la notizia di questa tragedia ci ha sconvolto tutti, ha sconvolto tutti i cittadini di Campodarsego, e quindi noi siamo naturalmente vicini alla famiglia. La tragedia è grandissima. Una notizia volata in un batter d'occhio nel paese, passata di cellulare in cellulare tra gli amici di Emanuela che non riescono a farsene una ragione e pensare che oggi doveva essere una giornata speciale, il primo giorno del corso di nuoto organizzato per i ragazzi di prima media dal comune e dalla scuola. Mi raccontava la preside dell'entusiasmo di questa ragazzina quando aveva deciso di partecipare, quindi oggi doveva essere veramente una giornata di festa, ma purtroppo non lo è. Una strada dove molti corrono, ci confidano i residenti. So chi poteva giocare qua e dopo viene fuori dalla strada, non posso. Però vanno molto forte su questa strada. Tanto, quello sì, tutti. Pericolosa perché vanno troppo forte più che altro. Quello sì. È però ben illuminata. Sì, è illuminata, è molto illuminata per conto di molti anni. Intanto la comunità sta già pensando a come cercare di essere vicina alla famiglia. Adesso ho chiesto agli uffici se è il caso di fare anche la giornata di lutto cittadino, adesso vediamo. Comunque noi saremo vicini con tutto quello che potremo fare. Ieri c'è stato un altro incidente mortale sulla Romea. Erano circa le 13.30 quando lungo la statale Romea a Lova di Campagna Lupia, Maria Pia Donega, 63enne residente a Rosara di Codevigo, è morta in un incidente stradale. La sua auto si è scontrata con un auto articolato ed entrambi i mezzi, dopo il violento impatto, sono usciti di strada. I vigili del fuoco sono giunti sul posto con squadre da Mira e Mestre con l'autogru per mettere in sicurezza i mezzi ed estrarre la 63enne. Ma nonostante l'intervento tempestivo anche dei soccorsi del SUEM 118, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro, la cui dinamica è ancora al vaglio. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per la deviazione del traffico rimasto bloccato a lungo e i rilievi. Nel frattempo si sono formate code lunghissime in entrambi i sensi di marcia, con gli autobus che accumulavano ritardi importanti. La vittima dell'incidente insegnava a Marghera. E non si ferma la scia di incidenti sul lavoro anche dall'esito mortale. Ce n'è stato un altro nella giornata di ieri a Caerano. Prima il pannello che lo travolge, poi la caduta all'indietro e l'impatto fatale. Pochi istanti e il dramma si è consumato a Caerano di San Marco, l'ennesimo infortunio mortale nella Marca. 48 anni, padre di 3 figli, è il macedone Nazif Dajaromski di Pieve del Grappa, l'ultima vittima di una lista troppo lunga. Erano le 11 in un cantiere edile di via Cadore. Secondo la ricostruzione di Carabinieri e Spisal, l'operaio che stava lavorando su un muro interrato a cielo aperto è stato colpito improvvisamente da una paratia di metallo di 2,5 metri. L'uomo ha perso l'equilibrio scivolando all'indietro e impattando con la testa contro un grande fusto. Il decesso quasi istantaneo è stato causato dal grave trauma cranico. L'operaio è stato trovato a terra quando era già esanime. I colleghi sotto shock hanno tentato di rianimarlo e chiamato i soccorsi. Nel cantiere sono intervenuti medico ed infermieri del SUEM 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita all'uomo. Sul posto sia gli ispettori del nucleo Spisal di Treviso che i carabinieri della compagnia di Montebelluna. In via Cadore anche il sindaco di Caerano di San Marco, Gianni Precoma. Sono in aumento gli incidenti sul lavoro, soprattutto nell'edilizia. A quanto pare sì, forse adesso non so quali siano le soluzioni migliori per poterle diminuire. Mi sembra che stiano lavorando anche a livello governativo per fare qualcosa. Speriamo che riusciamo a fare qualcosa per diminuirle, perché non dovrebbero più accadere queste cose. La procura aprirà un'inchiesta. Il 48enne lavorava da 7 anni alla ditta di costruzioni edili Parisotto Danilo.
un padre di famiglia ben voluto da tutti e un'altra croce nel bollettino di guerra degli infortuni. Un altro incidente invece ha coinvolto una 39enne di Romano Dezzelino. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Paderno del Grappa in via Europa. Una 39enne alla guida della sua auto mentre era in fase di sorpasso. Per evitare lo scontro con un'altra macchina è andata a schiantarsi contro il muro di recinzione di un'azienda. La donna, residente a Romano Dezzelino, ha riportato un trauma cranico e toracico ed è stata portata all'ospedale di Castelfranco Veneto. Sul posto i sanitari del SUEM di Crespano. Invece sui rilievi del Bassanese, in questo caso sono sempre moltissime le persone che amano il volo a vela, il parapendio, queste discipline molto belle, molto spettacolari. A volte succede che qualcuno però si faccia male. È rimasto miracolosamente illeso un parapendista polacco precipitato a terra dopo aver perso il controllo della sua vela. L'uomo è finito su un prato a Colserai, a Semonzo di Borso del Grappa. In un primo momento era scattato l'allarme per un probabile scontro in volo, ma poi è emerso che si trattava di un unico parapendio. Il luogo dell'incidente è stato raggiunto da un'ambulanza del SUEM con i sanitari provenienti da Crespano, in supporto anche il soccorso alpino. Andiamo a vedere adesso alcune situazioni legate alla cronaca, ma prima forse abbiamo tempo di ritornare perché la vediamo. Come sempre Gabriella Basso accoglie il nostro invito a richiamarci qualora ci fossero notizie. Se ci ha richiamato vuol dire che ci sono notizie. Gabriella, cosa succede a Vicenza? Sì, buongiorno a te Ferdinando e telespettatori di Rete Veneta. Al volo siamo a Montebello Vicentino perché questa sera nel nostro telegiornale vi racconteremo una storia, una bella storia, una storia di salvataggio. E protagonisti sono due carabinieri, un uomo e una donna, che hanno salvato, portato fuori dall'abitazione due fratelli che rischiavano praticamente di finire intossicati dal fumo della casa. Stava andando a fuoco l'incendio che è scoppiato praticamente martedì, e grazie proprio al loro pronto intervento, ci raccontano poi nell'intervista, sono riusciti a convincerli ad uscire di casa perché non volevano uscire, perché i loro animali, i due cani, si erano nascosti per paura e dovevano a tutti i costi portarli fuori, e se non portavano fuori i loro cani non sarebbero usciti neanche loro. I militari, nonostante il fumo, nonostante il fuoco, nonostante il rischio anche di due auto, una GPL e una metano, che scoppiassero, sono riusciti comunque alla fine a convincerli ad uscire. E questa è una bella storia e volevo dirvelo perché sono quelle cose che fanno bene al cuore, fanno vedere quanto sono importante poi proprio il lavoro, l'impegno dei militari sul territorio. Ecco Gabriella, diciamo che più che l'attualità della cronaca, visto che la notizia dell'incendio è di qualche giorno fa, adesso l'attualità è del fatto che queste persone, questi salvatori, possiamo chiamarli anche eroi, visto quello che hanno fatto, hanno rischiato del loro per mettere in salvo non solo le persone ma anche gli animali che erano indispensabili proprio per queste persone, hanno deciso di raccontare quello che è successo. Quindi andiamo oltre, come facciamo quasi sempre noi delle nostre emittenti di Rete Veneta, il gruppo Media Nord-Est, andiamo oltre una notizia, raccontiamo anche quello che c'è dietro una notizia. Avere sicuramente queste interviste darà quel tocco in più al TG Vicenza, che questa sera merita ancora una volta di essere visto. Quindi Gabriella, noi ti ringraziamo per questa puntualizzazione, per questa novità, diciamo, di una notizia che era già importante di suo, e diamo quindi appuntamento ai nostri telespettatori del TG Vicenza di questa sera per questa intervista. Gabriella, prima di lasciarti andare, c'è altro? Benissimo. Sulle notizie del giorno. Benissimo, benissimo. Allora Gabriella, buon lavoro, buona giornata. Noi torniamo in studio, lanciamo un altro servizio da Vicenza con una raffica di furti, rubati biciclette e soldi. Barbarano Vicentino, raffica di furti nella notte scorsa. I ladri si sono diretti prima in via Carampin, dove si sono introdotti in 3 abitazioni confinanti attraverso i garage, forzando i basculanti con la tecnica del buco. 2 i colpi andati a vuoto, ma nell'ultima auto rimessa hanno prelevato 2 biciclette mountain bike. La banda si sarebbe poi spostata, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, in un appartamento di via Marinoni, dove sarebbe sparito un portafogli contenente 125 euro.
euro. Il raid si sarebbe concluso in via Vittorio Veneto, forzati i garage di 2 abitazioni che, essendo vuoti, hanno convinto i malviventi a desistere definitivamente. E invece questa vicenda riguarda la coltivazione da parte di una giovanissima spagnola di piante di marijuana in terrazza. Coltiva marijuana alla luce del sole, anzi, siccome non ha campi a disposizione, la coltiva direttamente in vaso, sul terrazzo di casa. Succede nella zona della Riviera Berica a Vicenza, dove alcuni residenti si accorgono di quella coltivazione anomala e la segnalano alla Polizia di Stato. Non chiamando il 113, ma direttamente su YouPol, l'applicazione che arriva direttamente alla questura. Immediato questa mattina l'intervento delle volanti, che hanno perquisito l'appartamento segnalato, constatando che in effetti nei vasi in terrazzo stavano crescendo piante di marijuana. Fatte le opportune verifiche, una spagnola ventenne è stata denunciata per coltivazione di sostanze stupefacenti. Molta cronaca in arrivo da Vicenza, dall'area berica. Parliamo anche di un furto di rame. Sarego, un'azienda produttrice di pompe idrauliche sommerse con sede nella zona industriale, ha denunciato il furto di un bancale di matasse di rame. Il furto sarebbe avvenuto nella notte del 18 settembre. I ladri si sarebbero impossessati del filo per gli avvolgimenti elettrici delle bobine per un quantitativo del peso complessivo di circa 100 kg. 10.000 euro la stima del danno subito, non coperto da assicurazione. E all'Onigo è stata truffata un'anziana, una situazione che insomma si ripete fin troppo spesso in Veneto. Sono davvero tantissimi gli anziani presi di mira e purtroppo queste truffe continuano ad avere esito positivo per i truffatori. L'Onigo, ennesimo episodio di una truffa ai danni degli anziani. In questo caso ad essere stata raggirata è stata una signora ottantenne. Si sarebbe fatta convincere ad aprire le porte della propria abitazione da una giovane donna descritta dai modi gentili, che si sarebbe qualificata come un'operatrice dei servizi sociosanitari. Con una scusa la ragazza avrebbe convinto l'anziana signora a radunare alcuni monili in oro che sarebbero immediatamente spariti dopo aver distratto la pensionata con una scusa. Indagano i carabinieri. E adesso vediamo gli esiti dell'operazione antidroga Acquaverde. Operazione Acquaverde è il nome dell'indagine antidroga avviata nel 2019 dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Trento, sotto la direzione della Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, che ha visto coinvolte numerose province, tra cui anche Vicenza, e che oggi ha visto il GIP emettere ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 16 persone. 13 nigeriani, 2 italiani e un albanese. Sono tutti accusati di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Di fatto è stata disarticolata una rete di spaccio che si ramificava tra le province di Trento, Bolzano, Roma, Mantova, Verona, Treviso e appunto anche a Vicenza, dove sono state eseguite 2 delle 45 perquisizioni disposte. Attraverso anche intercettazioni, i carabinieri hanno ricostruito la mappa dell'organizzazione, capeggiata da cittadini italiani a Roma, che si sarebbero avvalsi della criminalità nigeriana per distribuire la droga sul territorio nazionale, con particolare predilezione verso il nord-est, dove quotidianamente sarebbero arrivate decine di chilogrammi di marijuana provenienti dall'Albania attraverso il canale d'Otranto. La droga veniva avvolta da diversi strati di plastica impregnata di etanolo per confondere e attenuarne l'odore. I corrieri nigeriani viaggiavano prevalentemente su treni ad alta velocità, ma il movimento della droga poteva contare su diversi canali di approvvigionamento. Complessivamente, fino ad ora, l'operazione ha portato all'arresto di 21 persone e al sequestro di 604 kg di marijuana e 17 di hashish. Chiudiamo la pagina della cronaca, passiamo alle segnalazioni, perché a Vicenza succede che chiedere l'appuntamento per avere la carta d'identità può risultare molto difficile.
farsi la carta d'identità a Vicenza. Basta andare sul sito del comune e poi proseguire sulle prenotazioni online degli appuntamenti, cliccare su anagrafe e il gioco è fatto, anzi sarebbe fatto, perché i cittadini segnalano che appare un messaggio che avverte che tutti gli appuntamenti disponibili sono già prenotati fino all'11 gennaio 2022. Il problema è che, pur avendo tempo, il sistema non permette di fissare dal giorno dopo, dal 12 gennaio del 2022. Noi abbiamo verificato che il servizio online effettivamente non funziona, sia per quel che riguarda la prenotazione in centro, in Piazza Biade, sia a Villa Tacchi. Entrambi i sistemi non funzionano, non danno risposte corrette per i cittadini. Il consigliere comunale Sandro Pupillo sulla questione ha firmato un'interrogazione. Certo, il comune quotidianamente apre automaticamente nuovi posti disponibili sin dalla prima mattinata. È un modo per ridistribuire gli appuntamenti già fissati ma disertati dal cittadino che all'ultimo non si presenta. Una situazione certamente non prevedibile, che però difficilmente può essere sfruttata da altri cittadini rimasti in coda e che dovrebbero restare collegati sull'online sin dalla prima mattinata nella speranza che si liberi un posto. E manco fosse un concerto di un artista che noi amiamo tantissimo e per il quale siamo disposti a collegarci ogni mattina per vedere se ci sono biglietti nuovi, qui si parla invece di carte d'identità, di una cosa fondamentale per ogni singolo cittadino. Infine c'è la questione degli anziani, di coloro che non sanno destreggiarsi sul web e che hanno molte difficoltà a prenotarsi online. Noi vogliamo che l'amministrazione risolva in tempi rapidi questo problema, perché veramente i cittadini ci stanno telefonando. Noi ringraziamo Rete Veneta che ha preso a cuore questa questione, perché effettivamente il rinnovo delle carte di identità è un tema fondamentale su cui noi continueremo a dare battaglia. Bene, noi di Rete Veneta porteremo la segnalazione all'assessore competente. Nel frattempo la questione non finisce qui, ma continua. Cambiamo decisamente argomento, vediamo quello che è successo con il processo di beatificazione di Papa Luciani. Per gli onori degli altari sono passati 18 anni e tra i testimoni sentiti dalla Congregazione delle Cause dei Santi c'è stato anche Benedetto XVI, che proprio nella sua visita a Belluno nel 2004 disse di pregare Papa Luciani già come santo. Oggi l'annuncio ufficiale: Papa Giovanni Paolo I sarà beato. Papa Luciani è qui con il suo insegnamento, con il suo esempio, con il suo sorriso. Questo è il testo inciso sulla facciata della chiesa di Canale d'Agordo, il testo pronunciato da Papa Giovanni Paolo II in occasione della sua visita a Canale d'Agordo il 26 agosto 1979. A Canale d'Agordo la notizia è arrivata all'improvviso, nessuno si aspettava l'annuncio, accolto con stupore. Qual è la sensazione, l'emozione di oggi? Non sapevo neanche di che era. Hai sentito suonare le campane e boh, sarà festa. Sono contento, è un bel momento anche per tutto il paese, per la popolazione. Davanti alla casa natale di Albino Luciani si sta lavorando per la realizzazione di un camminamento e la posa di una panchina per agevolare riflessione e preghiera. Una devota esprime il suo pensiero lontano dalla telecamera. È stato per noi un grandissimo Papa, dice, spero che porti molta serenità nelle famiglie. Il direttore della Fondazione Papa Luciani, Loris Serafini, al telefono ricorda le parole del vescovo Vincenzo Savio. Fu lui nel 2003 a farsi carico della causa di beatificazione di Papa Luciani come modello di vita. Lui teneva tanto a una santità ordinaria, no? Diceva che si fa santi non facendo cose straordinarie, ma come diceva Papa Luciani, la Madonna si è fatta santa lavando scodelle, pelando patate o qualcosa di simile. Ecco, questa immagine che lui utilizzava la usava proprio per dire la necessità a tutti di farsi santi, cioè di essere cristiani appieno. Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto riguardante il miracolo di guarigione di una bambina di 11 anni di Buenos Aires, attribuito all'intercessione di Giovanni Paolo I. Papa Bergoglio, che della capitale argentina è stato arcivescovo, ha ora il compito di firmare il decreto per la celebrazione ufficiale. Bisognerà attendere la prossima primavera.
Su questa beatificazione è intervenuto anche Luca Zaia, che ha detto: Papa Luciani, orgoglio della nostra terra. Ha portato a San Pietro la semplicità, la concretezza della nostra gente, ma nonostante il suo pontificato sia durato soltanto un mese, il sorriso e la dolcezza del suo accento veneto hanno conquistato il mondo. Quindi assieme a Luca Zaia anche il Veneto in generale si è unito al coro di gioia e soddisfazione del mondo politico, della società civile, ma anche della società, chiamiamola così, religiosa, perché abbiamo intervistato anche il vescovo di Belluno, Monsignore Renato Marangoni. 18 anni di lavoro, di attesa e di speranza, così lei ha scritto oggi nella lettera che è stata pubblicata nel sito della chiesa di Belluno Feltre. E oggi una gioia, possiamo dire, incontenibile. Sì, 18 anni dobbiamo dire ci volevano. Questo ci rassicura che è stato fatto un bel cammino e che corrisponde, penso, allo stile del nostro Don Albino, che faceva le cose proprio puntuali e fino in fondo, con un atteggiamento di predisporsi e di donarsi. E oggi una gioia che direi di apertura di una celebrazione della gioia, perché quello che il Papa oggi ha dato un ok perché la Congregazione per le Cause dei Santi approvi l'ultimo passaggio, cioè il miracolo. Questo era proprio l'ultimo passaggio che adesso ha aperto il via per la celebrazione della beatificazione di Albino Luciani, che ancora attendiamo come data e come luogo. Quindi ancora questo è il sabato nel villaggio, cresce l'attesa e quindi la gioia. Il vescovo di Belluno Feltre oggi ha disposto per tutte le chiese parrocchiali e frazionali il suono delle campane a festa in segno di gioia e di riconoscenza. Nel colloquio con Monsignor Marangoni c'è spazio anche per un ricordo personale di Papa Luciani. Io quella sera dell'elezione di Albino Luciani ero in piazza San Pietro, per cui ho vissuto quell'emozione lì e quel suspense dato dalla fumata grigia. Era una lunga fumata grigia che forse sta a dire tante situazioni di vita. Poi l'esplosione della fumata bianca. Ecco, direi che anche il territorio di appartenenza, di origine di Albino Luciani corrisponde al contesto, alla personalità e alla modalità con cui anche la Chiesa si manifesta. È un soffuso presentare un dato di vita che è fondamentale ed è, direi, l'esperienza vera che siamo chiamati anche a fare, di un rapporto con tutti, di apertura a tutti, perché Dio è Dio di tutti. L'ha detto proprio lui, Papa Luciani, anzi come papà e come mamma, quindi è davvero per tutti questo, è un grande annuncio. Dal Bellunese andiamo alla Laguna, andiamo a Venezia, perché c'è il nuovo rettore dello IUAV. Sentiamo le sue prime parole. Lo IUAV ha questa caratteristica internazionale molto forte, è l'università italiana che ha più tasso di internazionalizzazione. Professore ordinario di composizione architettonica e urbana, fondatore della prima laurea magistrale di architettura per la sostenibilità in Italia, Benno Albrecht è il nuovo rettore dello IUAV di Venezia, l'università nella quale si è laureato. Ci troviamo in battaglia con gli stuzzicadenti con le grandi università internazionali, ha detto nella sua prima uscita, ma gli investimenti del PNRR consentono passi avanti sia in termini di indicatori dell'istruzione che di politiche espansive. Ora si tratta di capire la rotta esatta da intraprendere. Quali sono i settori su cui puntare, quali sono gli studi che dobbiamo portare avanti, a quale grado, aumentare il tasso di ricerca verso dove, e anche semplicemente a quali paesi, a quali mondi ci dobbiamo rivolgere. Fondato nel 1926 come Istituto Universitario di Architettura di Venezia, lo IUAV ha circa 4.000 iscritti e oltre 600 tra docenti, collaboratori alla didattica a contratto e personale tecnico amministrativo, in 11 sedi, concorsi di laurea che affiancano ad architettura, arti visive e moda, teatro e arti performative, design del prodotto, della comunicazione e degli interni. Io penso che la città abbia possibilità. Se ha avuto un momento di questo tipo, se è stato un Luna Park, ha possibilità di tornare a essere, io penso, un centro di attenzione internazionale
nazionale sugli studi, per esempio sugli studi avanzati, sulle avanzati e su alcuni tipi di argomenti. Basta citare l'acqua, che diciamo che è il bene più necessario che abbiamo. Chiudiamo questo nostro Focus TG come lo abbiamo iniziato, ovvero parlando di Green Pass, perché il presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro, dice: non parlerei di un salto nel vuoto. Quanto importante sia la campagna vaccinale è fuori discussione. Penso che Confindustria lo abbia dimostrato in questo anno e mezzo di pandemia. Starei tranquillo, non ci sarà il caos. Quindi gli industriali, il mondo datoriale dice andrà tutto bene, non ci saranno problemi con l'attivazione, l'avvio del Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro. Dicono da Confindustria, Assindustria, scusate, siamo partiti mettendo in sicurezza le nostre aziende con protocolli di sicurezza rispettando regole e normative, e questo l'abbiamo raccontato. Poi le abbiamo proposte come luoghi in cui potersi vaccinare, ora abbiamo il Green Pass obbligatorio all'interno delle aziende, principio correttissimo. Questo è il punto di vista dei datori di lavoro. Vedremo poi domani se si concretizzerà la paura dei veneti che abbiamo sentito con le nostre redazioni, con le nostre interviste, su quello che potrebbe succedere domani, oppure se, come dice in questo caso il presidente di Assindustria Veneto Centro, andrà tutto liscio. Come sempre ve lo racconteremo qui sul Focus TG, ve lo racconteremo nei nostri telegiornali TG Bassano, TG Vicenza, tutti i telegiornali delle nostre emittenti. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo tutti i nostri colleghi, tutti i giornalisti tecnici che ci hanno permesso di raccontarvi quello che sta succedendo in Veneto, ringraziamo Fabio Verin per la regia e vi auguriamo un buon pomeriggio.